Oggi prepariamo le sfogliatelle frolle. In un pentolino mettiamo acqua e sale e portiamo a bollore. Versiamo il semolino e da che inizia a bollire mescoliamo finché non si addensa. Lo versiamo poi in una pirofila per farlo raffreddare. In una ciotola mettiamo la ricotta ben sgocciolata con tutti gli altri ingredienti. Iniziamo a mescolare e versiamo il semolino. Amalgamiamo bene tutti gli ingredienti e li passiamo in una sacca a poche. E la lasciamo in frigo per circa mezz'ora. Dopo che la pasta frolla ha riposato in frigo per circa mezz'ora, passiamo su un piano da lavoro e la lavoriamo per qualche minuto. Facciamo un filoncino e tagliamo dei piccoli pezzi. Le stendiamo con un mattarello cercando di dargli una forma ovale. Questo dovrebbe essere lo spessore. Mettiamo da un lato il ripieno e chiudiamo. Con un coppapasta di circa 6-7 cm o con un bicchiere tagliamo e pressiamo leggermente i bordi. Le passiamo in una teglia con carta da forno e spennelliamo con un po' d'uovo. Le inforniamo in forno già caldo a 180 gradi per circa 30 minuti, fino a doratura. Una volta fredde, cospargiamo di zucchero a velo e sono pronte. Sono deliziose, ottime servite calde. Dovete assolutamente provarle e farci sapere nei commenti se vi è piaciuta questa ricetta.